Presidente, avete organizzato una bella serata. Abbiamo organizzato una bella serata e abbiamo festeggiato la fondazione dei 30 anni abbinandola alla cena della beneficenza come tutti gli anni che riusciamo a fare questa festa qua. Siamo un bel gruppo di genoani, siamo sempre nella tempesta come squadra, ma noi cercheremo di tirare avanti sempre gridando Forza Genoa. Sì, è un bel club, tante belle persone questa sera. Siamo seguiti sempre perché siamo una forza e genuani tutti uniti. E poi avete portato un personaggio, una bandiera del Genoa. Abbiamo portato il capitano Mimo che ha entusiasmato tutti i presenti. E come avete pensato al comitato malati del Tigullio? Abbiamo stato al malato del Tigullio perché abbiamo già avuto dei contatti con il signor Mordini, non è il primo anno. E noi cerchiamo sempre di tenere la nostra beneficenza per quella che è, nelle nostre possibilità e siamo di nuovo ritornati ai malati del Tigullio. Allora Presidente, salutiamo il Presidente del Comitato. Giancarlo, sei genuano oppure no? Perché se no stasera è stata dura. Io sono genuano, non sono fanatico, ma nemmeno qui mi pare che ci siano tanti fanatici. E mi fa piacere che ci sia questo entusiasmo. E devo dire che questo entusiasmo è lodevole e bisognerebbe anche che mettessimo un po' di entusiasmo anche in altre cose, non solo nello sport. Dico bene, Presidente? Benissimo, benissimo. Quindi io mi auguro. Guarda, io stasera sono rimasto... Abbiamo tempo, 2 minuti? Ho raccontato questa cosa un poco fa quando abbiamo detto 2 parole. Io qui sono già stato ospite, quando giocavo ho fatto un torneo a Riva Trigoso, quando c'era ancora il campo sportivo dove ora c'è la passeggiata a mare. Ed ero stato ingaggiato alla fine dei tornei, io giocavo nella Lavagnese, c'erano i tornei della città e quindi le squadre dei vari rioni di Sestri Levante e io ero stato ingaggiato dal presidente del Circolo Sabino e avevamo fatto un torneo qui, avevo giocato, mi pare che avessimo vinto il campionato primi o secondi e si era fatta la bicchierata, allora non usavano i pranzi, si usava la bicchierata, era più parsimoniosa ed eravamo venuti qui al Circolo Sabino, ma parlo degli anni 50, quindi 70 anni fa e questo sono rimasto... mi ha un po' commosso questa cosa, capisci? Comunque, al di là dei ricordi, Giancarlo, è da dire grazie a questo club di Riva Trigoso. Al di là e soprattutto io dico grazie al club del Riva Trigoso, Genoa Club di Riva Trigoso, perché quest'anno ha pensato al Comitato Assistenza Palati di devolvere una parte di incasso, ora non so, speriamo che siano più possibili, di devolvere questo ricavato. Noi lo ringraziamo e promettiamo che questi soldi saranno ben spesi per tutti noi, non andranno fuori del luogo. Ecco. Di nuovo, grazie. Presidente, allora Forza Genova quest'anno. Forza Genoa sempre. Cosa pensate della squadra? La squadra speriamo di riuscire nell'intento di rimanere ancora in A, dai. Ah sì? Sì, sarà sarete un po' tristi perché vi è partito il Goliath d'Or che avevate. Ma ormai ci siamo abituati. Ma ci sta. No, non ci I sta giocatori possono... Non ci sta per niente, in questo momento non ci sta per niente, mi dispiace dirlo, però sappiamo che... Vedrete chi arriva può essere ancora più forte.
c'è da ridere. Va bene, Va bene, allora complimenti per la serata e alla prossima. Alla prossima, grazie a tutti, grazie. Una serata insieme ai tifosi e alla solidarietà. Assolutamente, una serata bellissima, quando si tratta di beneficenza è sempre bello essere tutti insieme, uniti, ed è bello davvero fare una cena con questa gente che per noi fa tanto. Vi si vede sempre in campo con la maglietta, ma poi avete anche un cuore, una vita comune che fa parte anche di queste cose. Assolutamente, quello che facciamo in campo è lavoro e lo facciamo con tanto amore. Io in particolare per questa maglia ho davvero tanto amore, però al di fuori del calcio abbiamo una vita ed è bello comunque trascorrere queste serate insieme a persone normali. Hai detto prima una bella cosa, che tu ti senti con la maglia del Genoa a vita. Assolutamente, sono nato con questa maglia e morirò con questa maglia, quindi felice di essere qui e sono contento di poterlo fare per tanti anni. Come mai secondo te non esistono più le bandiere, le persone che ci tengono? Spesso nei giocatori ti affezioni e molto spesso dopo una stagione o addirittura qualche mese lo perdi, si cambia squadra. Beh, bandiere ce ne sono poche, io stesso comunque 7 anni fa sono andato via per vari motivi e poi sono tornato perché l'amore per il Genoa c'era e c'è ancora e ci sarà, quindi la bandiera è proprio questo, è l'amore per la squadra. Io provo questo amore per il Genoa e sono contento di essere una bandiera per il Genoa. Cosa diciamo ai ragazzini, ai tanti ragazzini che sono sui campi di calcio? Beh, di continuare a sognare, perché diventare calciatori non è facile, però sognando tutto è possibile, quindi continuate a sognare, continuate a divertirvi, soprattutto per i più piccoli, e speriamo che questo sogno poi si avveri. In bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo. Diego, perché questo libro e perché questo titolo? Guarda, questo è un libro che nasce dal Genoa degli anni della mia giovinezza, è un libro che racconta un attimino gli anni di un calcio, di un Genoa che è un po' passato, che non esiste più, un calcio diverso che come si giocava all'epoca, ma fatto anche un libro fatto non da me ma dagli autori, cioè dai calciatori, perché è una raccolta di testimonianze di giocatori di quell'epoca, parliamo dei primi anni '80, la gestione Simoni, tanto per capirci, che hanno raccontato una serie di aneddoti fuori campo, dentro lo spogliatoio, la loro vita legata al calcio ovviamente, ma hanno raccontato quegli anni con tanti aneddoti particolari che dal campo non si vedono, per i tifosi non si vedono, è un tuffo nel passato ma che ha fatto piacere soprattutto a me. Allora ti sei divertito? Assolutamente, mi sono divertito a raccogliere e a rivivere quel Genoa di quando ero bambino, mi sono divertito a raccoglierlo e a riscoprirlo sotto un'altra lente, sotto un altro obiettivo, diciamo, sotto un'altra ottica. Insomma, sarà anche contento papà, credo, di questa serata, che è da poco che ci ha lasciato, ma credo che sia molto presente. Assolutamente, guarda, la dedica che ho fatto a papà e alla mamma ovviamente è stata proprio questa. Questo è un libro che abbiamo iniziato a scrivere insieme perché io andavo al campo con loro, con papà e mamma, e quindi questo libro l'ho un po' iniziato a scrivere con loro, proprio nei miei primi anni da tifoso, e adesso che faccio un altro mestiere lo rivivo un po' sotto, ovviamente da un altro punto di vista. Ecco, la domanda sul libro è proprio il titolo, no? Cosa ha fatto il Genoa? Tu hai una cosa in una battuta, cosa ti piace sottolineare? Sì, il titolo non doveva essere questo, doveva essere proprio gli anni di Martina Romano Testoni, questo doveva essere il titolo. È diventato Cosa ha fatto il Genoa perché Gianni Fossati, il figlio del presidente dell'epoca, anche lui gli è mancato il papà e quando l'ho incontrato per interviste mi ha regalato una chicca che non ne aveva mai parlato con nessuno, che l'ultima cosa che ha chiesto suo papà prima di morire, scrivendolo su un foglio perché non aveva più la parola, chiedeva ai suoi figli cosa ha fatto il Genoa, l'ultima cosa prima di perdere conoscenza. È un segno un po' di com'è attaccamento al Genoa, un po' che è viscerale da parte di tutti, a partire dal presidente. Mi dicono che lei ha scritto ed è un riferimento per i libri del Genoa.
Sì, purtroppo ne ho scritti 13, dico purtroppo perché è un numero critico, devo assolutamente scrivere il 14° in modo da essere tranquilli tutti. In questo caso sono in veste di editore, è stato veramente un piacere, ma proprio anche un divertimento scrivere questo libro. Il libro l'ha scritto Diego ovviamente, ma pubblicarlo poi, confrontarci, discutere, crearlo insieme come se fosse un gioco, come se fosse una partita. E dei 13 libri che ho scritto citerei con particolare piacere Faber e Solo Rosso Blu, che unisce due mie passioni, quelle per Fabrizio De André e per il Genoa. Faber era un grandissimo tifoso del Genoa, ho avuto la fortuna di incontrarlo, di parlare un pomeriggio con lui e finimmo per ore e ore per parlare di Genoa. A un certo punto lui mi chiese proprio: senti un po' cosa fa il Genoa domenica. Purtroppo era una vigilia di Genoa-Milan, purtroppo il Genoa perse 2-1, era questo Genoa che si salvò poi con questo gol, il gol di faccenda al Napoli, che diede vita a un gemellaggio che dura per sempre. Leonardo, una serata giocata in casa tua. Sì, è una serata indimenticabile, prima perché è la prima volta che comunque mi ritrovo al tavolo con il capitano della prima squadra e di fronte a tutti i tifosi, e poi perché essendo di Sestri Levante, paese qua a fianco, è sempre un'emozione ritrovare comunque le gente che conoscono la famiglia e tutto il resto. Sei nata a Sestri Levante? Sì, Sestri Levante, abito qua, sono nato a Genova, però ho sempre abitato a Sestri Levante, quindi è un posto che mi rimarrà sempre nel cuore come questa serata. I tuoi primi passi di calcio? I miei primi passi li ho fatti a Riva Samba, in una società qui di Sestri Levante, proprio i primi passi per poi passare all'Entella, dove ho fatto 1 anno e mezzo, e per poi arrivare dove sono ora, al Genoa. Come ti stai trovando? È veramente una cosa bellissima, un'esperienza che auguro a tutti i ragazzi della mia età e che spero mi porti a fare il lavoro più bello che esiste al mondo, ovvero il calciatore. Quanti anni hai? Adesso ho 17 anni, tra poco 18. E a scuola? A scuola è un problemuccio, no? Comunque anche la scuola va sempre portata avanti e in qualche modo mi sto arrangiando. Cosa fai? Fino all'anno scorso facevo lo scientifico qui a Sestri Levante, ma siccome mi sono trasferito a Genova ho dovuto cambiare e adesso faccio delle scuole private. Ecco, da grande ti vedi calciatore, ma sai che poi il calciatore finirà, che cosa pensi? Dopo una carriera da calciatore spero di rimanere sempre nell'ambito del calcio, comunque fare il dirigente o allenatore, comunque masticare sempre il pallone. Bene Leonardo, ti auguriamo tanto bene per la tua carriera e non solo, e un saluto anche alla famiglia, che ho capito che è genuana. Allora non sei capitato a casa nel Genoa? No, anche la mia famiglia è sempre stata genuana e anche per loro è veramente una soddisfazione vedermi qua questa serata e vedermi sempre giocare e indossare la maglia del Genoa. Il menù genuano questa sera? Assolutamente sì, come ogni anno è un piacere venire qui negli amici del Genoa Club di Riva, che fanno sempre una bella iniziativa. È un'iniziativa soprattutto importante perché si aiuta sempre qualcuno. Qual è stato il menù? Il menù è stato un menù sempre a base di pesce, perché comunque siamo a Trigoso e arriva a Trigoso, quindi giusto il pesce. Abbiamo spaziato dalle seppie all'ombrina, ai carciofi, comunque alla pasta e fagioli con le cozze alla napoletana, in omaggio dell'amico Mimo Criscito, che è un caro amico ed mi ha voluto regalare la sua presenza qui al Genoa Club di Riva. E invece la tua attività? La mia attività procede bene, andiamo avanti, si lavora sempre. Adesso da settembre collaboro con La Prova del Cuoco, Rai 1, quindi insomma ogni settimana sono a Roma in TV con Elisa Isoardi, è bello, una bella esperienza, si sta bene, insomma fa sempre piacere anche portare qualcosa del territorio in una trasmissione comunque di livello nazionale. Un territorio credo che sia conosciuto e stimato in giro per l'Italia e per il mondo. Ma assolutamente, stiamo cercando, ormai quando dici che vieni da Liguria e vieni da Genova, tutti ci ricordano più per le disgrazie ultimamente, però fa anche piacere portare dei prodotti d'eccellenza che
in Liguria stanno crescendo continuamente sia dalla terra al mare, comunque si hanno ottimi prodotti che vengono anche molto apprezzati perché non sono conosciuti e appena vengono conosciuti difficilmente se ne riesce a fare a meno. Ecco, i prodotti sono sempre quei tradizionali, i piatti anche? Ma guarda, ultimamente dico l'ultimo prodotto che ho portato giù in trasmissione a Roma ho portato la nocciola misto chiavari, quindi questa novità che ormai da qualche anno viene fatta e devo dire che è stata molto apprezzata. Abbiamo fatto un paio di dolci, ma poi da tutto quello che è i formaggi della Val d'Aveto, la Val di Vara, il nostro pesce, insomma tutti i prodotti vengono apprezzati, anche perché sono l'unico cuoco ligure della trasmissione, quindi diciamo cerco di difendere anche un po' la nostra terra. Questo per dire non solo il pesto. Esatto, non solo il pesto, perché comunque siamo sempre conosciuti per il pesto e per la focaccia, poi quando gli racconti che comunque siamo una regione lunga e stretta, ma comunque che possiamo dare tanto, e c'è una cosa che abbiamo poi noi liguri, è quello che è la voglia di fare qualcosa, la voglia di veramente di creare e di farci conoscere, perché comunque, ripeto, tanti ci conoscono per altro e non per anche i nostri prodotti. L'olio e il vino? L'olio e il vino non li possiamo dimenticare assolutamente, quindi diciamo per quello. Quindi si porta anche quei prodotti, ma diciamo che è bello ed è bello far conoscere il nostro territorio anche e soprattutto ai giovani. Ben ritrovati, ci ritroviamo a cena perché dopo la bella serata arriva a Trigoso con il club dei genuani, questa sera ci siamo trasferiti al villaggio con la tradizionale ormai cena della Val Gravelia. Prete Rinaldo, si è pronti per iniziare? Sì, qualcuno sta già cominciando a mangiare, ad assaggiare l'antipasto. Un gran bel po' di gente e siamo contenti perché è soprattutto l'amicizia al primo tassello della tavola e poi certo il cibo e il vino, pane e companatico.
Nasce tanti anni fa questa serata. Sì, credo che siamo partiti nel 2000, forse abbiamo saltato un anno perché da fine anno l'abbiamo fatto a inizio anno, ma è un po' l'amicizia e la mia cordialità verso la Val Gravelia e poi l'amicizia di tanti con il villaggio, anche tanti ex villaggini di lì, e quindi il motivo è questo. Poi certamente la volontà e il desiderio di sostenere le opere del villaggio. Qual è l'opera che sarà finanziata, o meglio questa cena contribuirà per tanta strada che state facendo da tanti anni? Sì, abbiamo da terminare diciamo, le realizzazioni al centro Chiarella. Abbiamo inaugurato recentemente gli appartamentini di alloggio temporaneo di edilizia residenziale e sociale, adesso li dobbiamo arredare e quindi ce ne sono 8 da arredare. Penso che almeno 2 da questa serata forse saranno arredabili, anche perché si va avanti goccia dopo goccia, i bisogni sono tanti, diciamo la buona volontà anche, e si fa quello che si può. Ci sarebbero tanti bisogni anche delle persone che non hanno risposte, quindi per quello che è possibile cose straordinarie in cui ci vorrebbero entrate straordinarie. Un villaggio che sta sempre andando avanti con opere e novità, l'ultima la scuola alberghiera che è stata insomma rilanciata proprio da poco. Sì, siamo nel filone storico del villaggio che è la formazione professionale, perché Don Nando che diceva che il lavoro è il 70% della persona, ha sempre curato prima di tutto questo, e la scuola alberghiera diventata oggi Accademia del Turismo di Lavagna ha la sua autonomia di gestione, perché rimane un ente che cammina, che deve lavorare e trovarsi il suo posto e continuare a perfezionarsi, perché ha già una bella posizione, chiaramente in una grande collaborazione. Ecco, non è che, sono sicuro che l'apertura al territorio con gli albergatori e con la Camera di Commercio, con diciamo gli industriali, porterà altrettanto belli frutti e soprattutto lavoro. Adesso ci sono le iscrizioni, approfitto per dirlo, per ben 3 corsi che si fanno a Lavagna di barman, di cameriere e di cuoco, e con quelli vecchi hanno dato circa l'80% di inserimento lavorativo immediato. E allora è questo che ci interessa, che soprattutto ci sia lavoro, e se non c'è in questo settore del turismo non so in che cosa possa esserci. Prete, per concludere e ritornare alla serata, vedo là distante lo sguardo di Don Nando, credo che anche lui questa sera ci sia e sia anche contento di vedere questo gruppo di amicizia e anche la motivazione perché è iniziata questa cena. Sì, Don Nando, diciamo che chi sta nella dimensione dello spirito può occhieggiare sempre dall'alto di fianco, non lo sai dov'è, ma sai che c'è. E quindi sicuramente qui, come nei momenti più difficili, come quando ci sono delle situazioni a cui non riusciamo a rispondere pur con tutta la buona volontà, io sono convinto che non è visibile al momento l'aiuto che la persona dà, ma ne siamo certi che c'è. È un atto di fede, è un atto di affetto, e sicuramente da parte di Don Nando, come per tutti noi, un pensiero di gratitudine per gli amici ristoratori della Val Gravelia e i volontari che questa sera hanno fatto tanto lavoro perché tutti potessero essere a loro agio a una buona mensa. Pasqua, questa sera siete tutte molto impegnate. Sì, molto, sì. Con piacere, veramente. Siete un bel gruppo? Sì, molto buono. È un bellissimo gruppo, sì. Sono tanti anni che sei qua. 10 anni.
Insomma, ne hai vista allora di questi momenti? Tutti gli anni, sì, tantissime ne ho viste, sì, di feste. E come ti trovi? Benissimo, sempre trovata bene, se no non sarei qui fino a oggi. E il tuo compito? Io faccio le cene la sera, poi faccio un po' di tutto durante il giorno, quando capita, quel che capita. Questa sera poi c'è i rinforzi, Tantissimi, sì, tutta la Val Graveglia. Tutti dalla Val Graveglia. Sì. Dante, mi pare che ti sei già a riposo. Aspettiamo che levino i piatti per far andare il risotto con l'impasto do salame. Come si fa una volta su tutti i paesi. Ma se io porco, il primo piatto è il risotto con l'impasto do salame. Ho visto prima che ti rimescei. E ora è pronto, aspettiamo che ne facciamo che è solo da dare una ripassata e poi via. Andiamo via come questo riso qua, nella parte diciamo nel Mantovano, lo chiamano il riso alla pilota. Come mai? E non lo so, se vedi che i piloti quando la riviosano ci fa se le fanno, un po' di salame e via. E dimmi un po' due cose su questa serata, che come al solito insomma siete tutti bravi qua in cucina. E chi c'è soprattutto in cucina? Ti ricordi tutti, vuoi citare un po' tutti? In cucina ci sono i ragazzi della Brinca, c'è qui Vieni un po' chi bionda, venite un po' qua perché Belandi c'è quella dei Mosto. Dammi poi in mano. Questa qui è la signora dei Mosto, la Giuliana, è quella che ha fatto i ravioli con il ripieno di panella. Il primo? Il primo. Sì. Erano proprio originali, Sì, mia mamma mi ha insegnato mezzo bene, insomma, è stata lei che mi ha detto di fare così. Erano gli ingredienti, soprattutto il condimento che era originale. Pesto, priscinse e un po' di noci. Un po' di noci sbriciolate. Ecco, la noce era una novità. Ecco, ci sta. E poi abbiamo qui la Chiara, è la più giovane che incaghiamo. Grazie. La Chiara. E di dov'è lei? Arzeno. Una Pestagno. È all'agriturismo Arzeno che funziona molto bene. E devo dire che come coadiuvante, come operatrice insieme alla Giuliana sono andate da fare, che hanno preparato, come si chiama quelli a fare, che li involtini là? Tomaselle. E tomaselle che poi vengono servire con i fagioli come contorno e poi che un piatto come piace a me o sette con le patate perché d'inverno questi mangi, o sette con le patate. Però fammi un appello che noi altri veniamo qui, siamo contenti di venire qua per aiutare il villaggio. Però è bello anche che la gente che viene qua si ricordi che i ristoratori della Val Graveglia sono i migliori che ci sono nell'entroterra, perché poi vanno dove ti vedono, noi si mangia bene dappertutto. Non dico proprio i migliori, ma sei tra i più bravi, sei bravi. No, la Val Graveglia andiamo a vedere, poi girare quanto vuoi, ci sono magari delle cose, però da un piccino a un coso, bisogna dirlo perché altrimenti la gente viene qui di giù, che da Val Graveglia, mangiano bene, siamo contenti, sono bravi, però poi... non sei veloce. No, scherziamo. No, allora due battute alla Chiara? Chiara. Io cosa vuoi che ti dica? Tu hai iniziato in cucina? No, io ho iniziato anni fa come commessa, poi ho cambiato e ho aperto un agriturismo. Sei contenta? Sì, sono 7 anni ora, sì, direi Va bene. Granato, sì. Va bene. Dante, andiamo avanti, chi c'è poi? Dammi un po' da Brinca lì. No, è questo signore, chiama un po' questo signore. È il chef della Brinca, vieni un po' qui, dai. Dai, vai. Perché io devo preparare un riso. Dai, qui a me. Allora, come si chiama? Questo qui è Roberto, è il factotum, lui è l'operatore dei piatti della Brinca e poi c'è tutta la famiglia, che collabora, da chi fa la torta, la signora, la moglie di Sergio, il figlio là sta diventando un ottimo chef, fa bello. Operatore cosa si fa alla Brinca? Sono operatore turistico, io sono in cucina, faccio il cuoco, non voglio essere definito chef. Noi cerchiamo piatti di territorio, più che altro sfruttiamo prodotti abbastanza a chilometro zero, e quindi si cerca di riscoprire anche certi piatti di una volta,
che vengono magari leggermente rielaborati. Questa è la nostra, diciamo, voglia di portare avanti una tradizione di famiglia. Speriamo di riuscirci, di accontentare la gente che viene appunto da noi. Bene, Brinca che insomma è diventata conosciutissima. Diciamo che è top, poi sai, è riconosciuta in Italia, sti parli da Brinca a livello di cucina la conoscono. Ti parli di barba o sapeva che da lavagno del ciave. Dante, allora parlo di tutti, chi manca ancora? Sergio, insomma, complimenti per la serata, come al solito è la bella cucina. Questo è un appuntamento obbligato che per noi è un grande piacere venire qua a fare questa bella festa tutti insieme, finché riusciamo, finché Dante è in forma così non possiamo assolutamente mancare, ecco. E poi sì, nel tempo purtroppo non ci sono più altri amici che collaboravano con noi, ricordiamo in particolarmente Franco che ci manca tanto, ecco. Passati qualche anno, ma bisogna ricordare che questa serata è una serata anche dell'amicizia che c'è stata all'inizio della prologo della Val Graveglia con prete Rinaldo. Quando è venuto al villaggio? Quando è venuto al villaggio siamo partiti, da questi 15 anni che siamo qui? No, esattamente dal 2000, quindi sono 18 anni che siamo sui 20. Speriamo di arrivare, che se il nostro Signore ci assiste. Allora Dante, fammi così, tanto ringraziamo anche Sergio, tiro un po' su che facciamo vedere il riso, è qua sotto, no? Devo aspettare di basta già. Sì, eccoli. È solo da aspettare, da impiattare, mandare. Allora. Ma nessuno vuole la camellia, basta? D'accordo? Quanto dici? 20, oh, 20, questo già si comincia a ragionare. La camellia è fiorita improvvisamente. Allora chi è che offre 21? Nessuno? 21? 22? Basta così? Basta? 23. Allora la camellia la diamo che al Signore. Poi vengono le grazie di cuore.